Abbiamo iniziato alcune settimane fa approvando la seconda edizione del North Walking, quindi queste passeggiate con i bastoncini che sono molto di moda, soprattutto d'estate, e sono anche questi legati all'impiantistica invernale perché è un modo di passare il tempo libero durante l'estate, sempre collegati a dove ci sono gli impianti di risalita, e quindi un modo anche per fare pubblicità agli stessi impianti invernali, cercando di far vedere a più gente possibile la bellezza di quei luoghi, sperando che poi possano tornare anche d'inverno. E poi recentemente abbiamo fatto dei passi in avanti per quanto riguarda anche la strumentazione, che è il piano neve. Pensiamo di poterlo portare all'adozione della Giunta entro il mese di ottobre di quest'anno, per poi consegnarlo alla Commissione competente che ha potere legislativo e quindi non andrà in aula. Quindi speriamo di poter avere prima della scadenza della legislatura anche questo piano approvato. Poi recentemente abbiamo approvato il bando relativo al 2009 a favore degli impianti di risalita, seggiovie, funivie, sciovie, interventi a favore dei gatti le nevi, per i battipista, oppure per l'innevamento artificiale, per i punti neri delle piste esistenti. È un bando che avrà a disposizione dei contributi a fondo perduto e anche l'accesso al fondo di rotazione, dove ci sono circa 7 milioni di euro a disposizione. Abbiamo avuto modo di illustrarlo a tutto il mondo degli impiantisti regionali in una recente riunione, e quindi questo strumento che mettiamo a disposizione nel rispetto delle norme comunitarie è uno strumento che permetterà di affrontare questa situazione di difficoltà che c'è anche in questo settore, auspicando che da parte del governo centrale si risolva in maniera idonea il problema dell'ICI sugli impianti, e che si possa rivedere anche la scadenza, la vita degli impianti, legandola più alla normativa europea, che non stabilisce dei numeri ma che stabilisce l'obbligo di fare una revisione, mentre la normativa italiana stabilisce 30 o 40 anni a seconda del tipo di impianto, e dopo bisogna demolirlo o ricostruirlo. Ecco, mi sembra che anche questo adempimento e adeguamento al rispetto della norma comunitaria possa essere un aiuto indiretto a questo settore che oggi affronta delle difficoltà evidenti.